Valentina. Aurora. Marica versione pizzaiola. Che carina! Retta e Serena. Questa è una novità clamorosa, perché va visto a rovescio. Veronica, vedi il cuore vicino a me. Vanessa, eccoti qua. Ottobre, la tifosa della Juve. Novembre abbiamo un'ombrellina, Giulia. Dicembre Giorgia a Galloway. Regina, mese di maggio. Ecco qua il mese bonus, ce l'abbiamo. Prego la madrina di quest'anno, Gioia Ellen. Come va? Bene, Bene, grazie. grazie. Perché già Allora ci siamo, Bellezza Event 2020 finalmente vede la luce oggi pubblicamente. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, non era semplice, non era facile. Sono molto soddisfatto del risultato, anche della nuova grafica. Ringrazio pubblicamente e subito Mimmo, il nostro grafico, che purtroppo sta lavorando anche stasera, ma devo dire che veramente ci ha messo del suo. Ringrazio tutte le ragazze che fra poco conosceremo, ringrazio tutti i fotografi, tutti quanti mi hanno dato una mano, perché da solo io sono un po' il frontman di questo progetto benefico, ma non potrei fare niente senza l'aiuto di quanti appunto decidono ogni anno di darmi una mano. E bando alle ciance, direi di partire subito col primo mese, ed ecco a voi gennaio. Eccola qua, un bello spacco. Ragazzi non volevano parlare, qui presentati. Basta un attimo la musica, grazie DJ. Allora io sono Valentina e vengo da Mario Peruso di Vicenza, 20 anni. Andiamo col mese di febbraio. Senza riccia. Però con sotto bel bikini. Allora, vuoi rappresentare, ce la facciamo? Sì dai. Buonasera a tutti, sono Aurora Maglione, ho 22 anni e vengo da Dolo. Mese di marzo, prego. Allora, vi presento Giulia, una delle ragazze che è venuta a farci da madrina questa sera. Visto che manca il mese, direi che lo rappresenta più che degnamente. Prendi pure il mese di marzo. Lei è Francesca, è una finalista di Miss Italia che questa sera sta studiando, lavorando, comunque non è con noi, mi dispiace. E le opere che vedete qua dietro sono di un artista padovano che è presente, che si chiama Marco Bellavere. Ma Giulia, raccontaci un attimo di te. Che anno, mese sei? Ero il mese di gennaio, l'anno 2016. Non me lo ricordo più, spero di sì. Poi alla bellezzevent.com controllate subito i calendari italiani dal 2007, ce ne sono parecchi. Aprile, ce l'abbiamo, eccola qua. Carica la pizzaiola. Per fame, ormai è l'ora qua, anzi altro che se è l'ora. Non ho mangiato né bevuto niente. Va bella Marica. Ora, senti, perché non ti conosco? Sono Marica, ho 28 anni e nella vita sono insegnante di inglese e storia. Procediamo col mese, spero che ci sia a questo punto, di maggio. Avanti! Perché hai freddo? Gina, hai sfidato con questo... Ah, un po' di luce, giustamente. Ok, allora vabbè, presentati. Mi chiamo Regina, ho 23 anni, vengo dal Vignasego. Attualmente sto studiando economia e finanza, laurea magistrale a Venezia, lavoro in confidi, Padova. Dai, l'applauso va sempre bene. E adesso abbiamo un mese caliente, che è il mese di giugno. Ecco, rossa come il tappeto rosso. Mela, tu arrivi da dove?
Io? Chi è scledense tra di voi? Nessuno, mi sembra. A metà, ok. Allora, qualcos'altro di te? Allora, mi chiamo Pamela, ho 22 anni e vengo dalla provincia di Vicenza e attualmente faccio la cameriera e sono al mese di giugno. Altra foto molto curiosa, la foto di coppia. O sbaglio? Sì? Io. Due veline. Serve a parlare? Allora presentiamoci. Sono Serena, ho 22 anni, ballerina di danza latina. Ballerina danza latina, guarda che qua ci mettiamo subito un attimo la base e via, ti facciamo ballare, però da sola no. No, ballo con il compagno. Compagno, nessuno può fare da compagno qua. Che bella foto, eh? E tu fai i concorsi di bellezza normalmente? Sì. No, adesso un po' corsi di bellezza. Dai, foto così. Bella. La foto l'abbiamo fatta a Villa Fraganzani, saluto il conte Piero Fraganzani che è a Cortina perché noblesse oblige. Vi saluta e vi aspetta a prendere un aperitivo con lui. Andiamo a conoscere Greta Onda. Sono Greta, ho 9 anni, vengo da Treviso e sto studiando per social media manager. Ci sta adesso, eh? Io Facebook, Instagram, TikTok. Preferisco Instagram, poi vedrò anche gli altri. Tu sei già una reginetta e hai visto qualche faccia fino adesso, vero? Non mi ricordo quante cosa. Professionista ormai. Andiamo avanti col mese di agosto, giusto? Veronica è senza dubbio l'interprete della foto strana perché si può vedere in tutti i modi, perché uno magari te ne crede e dice no, è giusto così, invece è giusto così a testa in giù. Perché? Perché rimanendo appunto nell'area dello sport, lei è un atleta, se così può dire, di tessuti aerei. Ha una sorta di disciplina circense che adesso ci spiegherei. Presente. Sono Veronica, 3 anni, ho scienze cognitive e psicologiche a Padova, hobby faccio danza aerea. Appunto, danza aerea, questo è un altro termine, giusto? Non è facile fare questa foto. Siamo arrivati a settembre. Avanti! Vanessa e non Valentina e non Veronica, tutte queste lì quest'anno. Allora, passo un attimo, scusa. Posso, grazie. Questa foto è particolare perché vuole andare a mostrare dei prodotti di My Venice, che è un nuovo brand made in Veneto, importante, che sta esportando in tutto il mondo. Quindi questa foto verrà esportata in Cina, girerà per il mondo, grazie a questi vini che sono dentro di te. Come ti sei trovato? Presentati, lo facciamo prima. Ciao a tutti, sono Vanessa, ho 18 anni, vengo da Padova e studio multimediale in un liceo artistico. Siamo a rush finale, manca il mese di ottobre, se non sbaglio. A voi. October. Per me conta molto. Chissà, un tifoso juventino, alzi la mano. Penso al mondo. Allora abbiamo questa bella tifosa VIP, perché è anche iscritta in una lista di tifose VIP. La bianconera che non è l'udinese. Adesso si presenta. A voi Annalisa. Annalisa, ho 19 anni, di Padova e c'è un classico periodo di Padova. Novembre, la nostra reginetta. La Miss Italia da Comerlino. Anzi, direi quasi più bella di Miss Italia, perdonami. A voi Giulia. Ora Giulia è in posa da ombrellina perché la foto è stata fatta anche per un team del mondo mondiale. Ovviamente le ombrelline hanno l'ombrello. Ci sono tante altre foto belle in cui si vedrà lei bene. Questa faccia che porta, facciamo così, io rubo la scena sempre. Facciamo il microfono perché lo so che tu sei brava a fare le interviste. Buonasera a tutti, io sono Giulia,
19 anni, vengo da Venezia, nella vita sono il volto e la rappresentante ufficiale di GD Ferro Team. La foto è stata fatta al clipper dall'amico Giorgio il Baffo, che conoscerete probabilmente qua vicino. Siamo quasi dicembre, brr, che freddo. Giorgia! Sapete da Venezia, ma Venezia, dico bene? Presentiamo. Sono Giorgia, ho 17 anni e vengo da Venezia, frequento il liceo delle scienze umane. Ecco, da Venezia, io ringrazio i tuoi genitori che mi hanno accompagnato perché la sera del casting è stato un viaggio, quella sera che veramente era bruttissimo tempo. Allora, hai 17 anni ma ne compri 18 quest'anno perché io prendo sempre ragazze ultimamente maggiorenni, scusate, non le prendo più minorenni anche se c'è sempre la mamma che firma, ma io preferisco che siate voi maggiorenni a decidere del vostro destino. La foto è stata fatta al Galloway, che dovete conoscere, dove faremo presto una bella serata con anche là una bella sfilata. Allora avremo chiuso l'anno, no? Abbiamo 12 mesi, però tutti gli anni, perché usciamo sempre un po' in ritardo ultimamente, ahimè, siamo un mese bonus ed ecco a voi allora gennaio 2021. Successo qualcosa? Questa è un po' una carnevalata. Una bionda con gli occhiali, tra l'altro. La mora con gli occhiali. Sei la stessa? No. Non sei tu. Allora, questa ragazza che si chiama Irene, che salutiamo, solamente in Messico che stava meglio di noi. Il viaggio era già prenotato, non si poteva fare niente. Sposato da Lorenzo Vettore, ottica LV, vittori più chiari, che io non porto in questo momento semplicemente perché fanno riflesso. E tu in realtà invece sei una bellezza veneta. L'edizione precedente. Presente. Buonasera a tutti, sono Gioia, ho 19 anni, vengo da Fra e nella vita faccio la consulente di Verona. Questi sono i nostri mesi. E io vorrei, dai, li applaudiamo tutti assieme, dai, facciamo, mi metto anch'io qua ad applaudirvi. Guarda che belli che siete. Ma dopo faremo ancora delle foto di gruppo. Ma volevo proprio vedervi da qua perché voi vi piacete tanto. Oh là. Devo dire fa bene scaldarsi un po' le mani. La pagina che vedete dietro, che dopo vorrà il calendario, lo potrà avere, basta che venga a richiederlo con Sol, o adesso vediamo dove li teniamo. Ci sono tutti i nostri partner, quindi se volete sapere una mano, ci ha messo anche la faccia, molti di questi. Io vi ringrazio tutti, sono Galloway, bellavere.com, Caffè Givago, Paz, Pizza e Cucina, Circo Volante, Paul's Bar, Ottica LV, Tutto Gusto, Tripper, Villa Fracanzani, Venice e Zenzero Caffè, dove peraltro ha sede il nostro club della Juve, lo devo dire perché non è un caso se tu sei qua. Oltre a questi partner, come vi dicevo, io non potrei mai fare il calendario senza Mimmo, che è Cosimo Cesario, il nostro grafico, che non c'è, ma veramente meriterebbe un grosso applauso, anzi lo applaudiamo anche se non c'è, perché senza di lui, ragazze, io non li potevo mettere appendere al muro. E poi chiamerei adesso, vado proprio in ordine per come sono pubblicati. Dan Yanku. Allora, dicevamo, Dan, tu ti ricordi i mesi che hai fatto? Sicuramente no, adesso lo so. Hai fatto 3 foto, se vogliamo metterle vicino a te le ragazze, quelle che ci sono, prego. Lui è un fotografo che adesso vi presenterò. Lavora anche per agenzie che non è proprio di primo pelo. Piace come... Aspetta, fateli pure una foto. Presentiamoci, dai Dan. Non so quanti di voi mi conoscono, sono Dan, Ben, come dice il signore, Anche Daniele se vuoi. anche Daniele. Ho 40 anni, abito a Padova e sono un fotografo. Lavori per una nota agenzia di moda. Sì, adesso sto collaborando con un'agenzia che si chiama ETM Italy, in pratica è nata in Belgio, adesso è anche in Francia, arriva in Italia e in Moldavia hanno una scuola proprio. Sei anche un bravo talent scout, un po' come mi
privilegio di esserlo io che tante ragazze ho scoperto grazie a questo calendario e poi hanno fatto anche strada nel mondo, ripeto, cinema, moda, spettacolo. E spero che anche tu abbia trovato qualche volta interessante e comunque è iniziata una collaborazione che può portare anche dei frutti. Si lavora tanto, molto. Ti hai divertito con noi? E sinceramente sai che noi abbiamo collaborato ancora una volta, 4 o 5. Sì, però è stato diverso. Quest'anno diciamo che ti ho dato 3 foto da fare, le hai fatte bene, sei veloce, sei bravo. Posso dire io che sei sicuramente uno dei fotografi su cui posso contare anche in termini, come dire, di affidabilità. Grazie tanto. Dan, grazie. Ti metti se vuoi là, un attimo, sì, perché non c'è più spazio per tutti. Tornate pure indietro ragazze, se no non ci stiamo. Procediamo col prossimo, io chiamerei qua allora Andrea Rigon. Andrea è un mio partner storico, è un fotografo che vabbè, nel frattempo, cioè come diverso fai solo quello, una volta facevi anche altro, no? Tanti anni fa, adesso sicuramente sei un fotografo affermato, fai mostre anche in giro per il mondo, anche oggi dove arrivi da un premio, cosa è successo? Non so. Un attestato di partecipazione è una mostra a Bangkok. Anche far vedere le tue foto a Bangkok, foto poi di tutti i tipi perché non fai solo ritrattistica, tu fai molto Moda in generale perché da 9 mesi sono proprietario e direttore di una rivista di moda. E allora quest'anno doveva essere il nostro partner ma non l'abbiamo fatto a tempo, di pure come si chiama, YouStyle. Style Magazine. E lo trovate online anche sul mio sito oppure cercando YouStyle Magazine. Soprattutto collaboro anche con la rivista di Monte Carlo, una delle più importanti che c'è nel Principato di Monaco. Poi scatto per un'agenzia arte di Bari. Sicuramente sei un collaboratore, diciamo, storico di Bellezze Venete. Non le posso fare perché altrimenti tu non vuoi. No, quello. Un'agenzia francese che pubblica su Donna Moderna, Marie Claire e Fox. Puoi dire quello che vuoi, ma l'importante è che tu dica che hai fatto le foto per me anche negli anni passati e anzi andiamo a chiamare le tue modelle. Sono 3 anni che lavoro con Paolo, quindi lo conosco molto bene. Sicuramente è un fotografo che è cresciuto e sicuramente crescerà ancora perché hai molte possibilità non solo in Italia, che è la cosa più importante. Sì. Perché in Italia siamo un po' limitati, mi fermo qua. Anche Dan potrebbe dire qualcosa. Allora i tuoi mesi sono, facciamo una foto assieme, i tuoi mesi, Vanessa e Marica. Bravi, applaudite che non costa nulla. Scusate, sono sempre in mezzo. Mi metto la sedia, però se no. Se vuoi metterti qua vicino, ti do una copia del calendario, anzi non te la posso neanche dare perché te la do dopo. No, perché le ho finite, sono dopo avrete le vostre copie, tagliata la metà. Vabbè, allora bisogna scegliere qua. Nicolò, dai, Nicolò, vieni qua. Ti tocca? Sì, una foto sola, dai, facciamo presto, dai. Ti ricordi che hai fotografato? No, mi piacerebbe, I casting, allora Nicola è stato prezioso perché mi ha aiutato a fare i casting e senza i casting non si trovano le ragazze e quest'anno ne ho trovate veramente tante grazie selezioni che abbiamo fatto in giro per il Veneto. Tu hai Veronica che è tac, vieni avanti. Sono una delle foto più difficili, aspetta cosa con lei, dai, poi ti chiedo qualcosa. Sciarpetta da regista, sapete che lui arriva dall'Egitto e voleva dire che si è divertito molto, vero? È la verità, dai. No, allora, io so che sei molto appassionato di fotografia, soprattutto col cellulare. No, va bene, a parte che il primo calendario abbiamo fatto 10 anni. Ma non fare il timido che non lo sei. Allora vai, parlo io per te. Allora tu sei un foto amatore, è sempre la macchinetta dietro, la usi bene e anche le luci, cioè nel tempo ti sei fatto il corredo e hai proprio questa particolare, secondo me, attenzione ai dettagli, perché se guardate Instagram soprattutto, giusto? E anche adesso lui ha raccolto qualcosa di sicuro, cioè riesce a fare delle cose molto social che al giorno d'oggi possono servire, quindi non sei un fotografo professionista, però sei un fotografo che comunque sa
come fotografare determinate cose. Ti piace come definizione? Anche per diverse case di moda. Tu perché non ne so queste cose? Io so che hai girato il mondo, so solo questo. Ho lavorato anche per diverse case di moda. Va bene, allora parcheggiati qua che è meglio forse. Applauso lo stesso, dai. Di solito beve di più prima di parlare, no? Allora, uno dei due, Nicola, vai. Nicola Borighelli, per la prima volta fotografo di bellezze venete. Chi lo conosce sa che è la persona più timida del mondo. Però io devo dire che anche grazie al calendario, che tu segui anche come webmaster, per quanto riguarda il sito. Quanto riguarda il sito? bellezzevenete.com e anteprima.it sono appunto i due siti collegati al calendario, dove troverete poi tutte le foto, i video, backstage, le curiosità che fanno tutte voi e anche i fotografi. Nicola è un fotoamatore, molto appassionato, negli anni ha anche investito parecchio, devo dire. Adesso con la tua bella macchina, Canon o cosa? Canon, hai fotografato lei, prego. Quindi abbiamo febbraio-dicembre, un po' l'alfa e l'omega, e abbiamo Nicola che per una volta può dire c'ero anch'io, non sono solo dietro le quinte. Bravo Nicola, dai! Dovete sapere che ha due figli che saranno molto orgogliosi di lui. Dai Nicola, mettiti qua anche tu, che poi alla fine faremo una bella foto di gruppo. Giulia è una brava modella, però quest'anno si è, come dire, spesa anche come intervistatrice e devo dire che fai veramente, sei brava, te la cavi col microfono. Se avrò bisogno un giorno, subito, magari vai una spalla. Come dicevo, questi sono i fotografi di quest'anno, sono 5, sono tanti, però effettivamente erano tutti importanti. E io poi devo ringraziare obbligatoriamente chi mi ha stampato il calendario, che è stato bravo e l'ha fatto anche abbastanza in velocità, che è Tipografia Fratelli Zampieron di Cadoneghe. Ringrazio poi Lorenzo Vettore, che è qua presente, Massimo Righetto, che è quello che ci farà lo spotting radio, quindi sentirete Bellezze Venete ovunque nell'etere, Fraganzani, Giuseppe Pasquale, Luisa Gasparins, per caso è presente, che non lo sa neanche, e appunto Roberto della tipografia. Io farei un applauso a tutte loro, magari anche a me se potete, non lo voglio chiamare ma forse un po' me lo merito anch'io. Poi vorrei dirvi che anche quest'anno, ma sapete di sicuro, anzi ve lo aspettate, il calendario ha una finalità benefica. Bellezze Venete 2020 sostiene per la prima volta Dad, scusa l'inglese, DAD Onlus. Prego, venite qua vicino a me ragazzi, girando il calendario, scusami. Venuto in mezzo a voi, cosa preferite? Allora, a me c'è il presidente Gennaro, e forse l'uomo più in vista, come si può dire, frontman, l'uomo mediatico per eccellenza, Davide Meneghini. Ho fatto dire a te perché sennò mi sono stufato di dirlo. Allora, cos'è Dead Onlus? Io dico Dead all'inglese ma è sbagliato, vero? Dillo tu. Dead Onlus sta per Disabili Anziani Disoccupati, è un'associazione nata nel 2016. Devo dire che siamo molto soddisfatti per tutto quello che è stato fatto, è forse il primo evento, non so se ti ricordi, ci sei stato tu, che abbiamo fatto un torneo, abbiamo coinvolto 90 ragazzi disabili, c'era Martina Colombari come testimonial della cerimonia e ad oggi sì, sono stati attivati tanti progetti che vanno dalla musica alla cultura allo sport e per fortuna quest'anno siamo impegnati sempre con Davide con il Calcio Padova perché speriamo e ci contiamo anche, non solo la speranza, di far partire la quarta categoria nel Veneto che a oggi non è ancora partita, ma siamo a buon punto, siamo sempre alla ricerca di imprenditori che ci danno una mano e ringrazio tantissimo Paolo perché persone come te si fa sempre fatica a trovarle
quest'anno ci ha dato la possibilità di sostenere i nostri progetti. Grazie mille. Grazie a te, la visibilità sicuramente ci sarà a livello nazionale, perché per fortuna c'è qualche testata importante che sta aspettando le foto che non potevamo divulgare prima di oggi. Però io so che Davide, io sai che cosa sono? You? Ecco, però lui è andato a... siamo stati al Milan. A Milanello, raccontiamo com'è andato. È andata molto bene, fa parte delle esperienze che regaliamo all'associazione ai ragazzi disabili e appunto abbiamo potuto conoscere, soprattutto abbiamo fatto conoscere i ragazzi e i vari calciatori del Milan, insomma da Donnarumma, tutti i vari personaggi che sono poi esperienze che fanno parte appunto delle attività dell'associazione Giorgio Onlus, che in qualche modo insomma aiutano anche a migliorare le loro giornate di questi ragazzi che magari insomma nella quotidianità hanno una vita molto chiusa e difficile, però un giorno così da partita alla carica per andare avanti per qualche mese, insomma bene e volentieri. Noi ci dà tanta soddisfazione. Sento dire una cosa, Paolo, che da un po' di anni che io ti seguo come bene te e bisogna dire una cosa, questo progetto qui è veramente importante per entrare nel mondo dello spettacolo. Un pochino di lancio dal Veneto che veramente riesce in qualche modo a superare le barriere. Per qualsiasi persona, da privato ad imprenditore, impresa, voglia donare o essere partecipe, perché non solo a livello economico ma anche a livello personale, delle nostre attività, basta scrivere a info@dadonlus.it, mettete in contatto con noi e ci troverete per qualsiasi cosa. Grazie. I profili social quali sono? Su Facebook e su Instagram da Donlus e mettete in contatto. Grazie, un bel applauso a loro due. I riferimenti ci sono anche ovviamente, scusami di nuovo, mi fai da valletto stasera? Qua sotto, scusa, tieni pure Davide, qua sotto vedete c'è scritto tutto, c'è anche il vostro bel logo, devo dire, anche a livello grafico, il mio grafico avrei voluto fare io. E visto che sei qua, approfitto un attimo, i miei partner, anche questi vorrei dire storici, cioè dove veniamo anche pubblicati, non solo qui ma di sicuro qui, sono V-Pocket, Stereo Città, Fidelity News, Radio Caffè, Radio Pocket, inanteprima.it e G di Ferro Team, appunto con i video che dicevamo prima. Ringrazio tutti, ma so che è qui presente il mio direttore, perché io scrivo anche per loro come giornalista. Qui Stefano Canna, se posso, sei da dietro, tieni pure un attimo. Last but not least, come si suol dire, tu che fai radio anche. Ho sempre dato a casa il microfono, è vero che non lo dai a nessuno. No, ma tu devi sapere, lo sai, che il presentatore non deve mai dare il microfono in mano, se no è sarò breve. E questa è, cos'è la 14ª edizione. 14ª edizione, e direi che questo bellissimo evento sopravvive negli anni e nel tempo grazie all'impegno di Paolo e di tutto il team che si sta prodigando ogni anno per creare questi bei prodotti. Noi, io sono qui come rivista con Pocket Magazine e anche come Radio Pocket, cercheremo di promuovere naturalmente poi l'evento che si è tenuto stasera e un po' il concetto della manifestazione, visto che è soprattutto a fini benefici. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, anch'io, e ringrazio Paolo perché ci ha invitato, non tanto come media partner ma come amici. Grazie a voi, mi avete ospitato a 20 di eventi di radio proprio il venerdì, se volete ascoltarlo, se la cava anche, devo dire, al microfono da mezzogiorno a luna sulle frequenze Radio Pocket che sono 107.7 Radio Pocket. Bravo! Allora un applauso a tutti, ce lo meritiamo. Adesso chi vuole avere le copie del calendario facendo un'offerta, perché sapete appunto che questa sera siamo qui sicuramente per fare anche del bene, e vi ripresento un'ultima volta i miei mesi di quest'anno, come dicevano i miei graffi, no, a Roma, i miei tesori che sono Valentina, Aurora, non lo so, questa è la più bella, Francesca. La rifacciamo dai. Allora partiamo di nuovo con i Valentina, Aurora, Francesca, Marica, Regina, Pamela, Serena, Greta, Veronica, Vanessa, Annalisa, Giulia, Giorgia,
Tirrenia. Bravissima! Applauso, grazie a tutti voi, continuazione con il nostro bravo DJ, alza pure la musica e aspetta, no invece no, lo dico perché lo vedo adesso ma l'avevo visto anche prima, tra di noi c'è un ospite VIP questa sera, è seduto lì, vi dico solo la casa di carta, la Casa de Papel, e vi dico anche 500 film corti, telefilm per Netflix. Abbiamo Luis Fernández de Ribe, è un attore importantissimo in Spagna che sta girando un film in Italia, anzi l'ha finito, giusto? Grazie alla regia di Mimì, un'amica. E questa sera sono venuti qua a festeggiare la fine delle riprese e a vedere anche cos'è Bellezze Venete. Chissà che non si possa fare bellezze spagnolas, non lo so, vedremo, Ibericas. Grazie, se lo volete conoscere e fare una foto con lui, è veramente uno famoso. Guardate IMDb oppure anche Wikipedia. Ringrazio Mario Bonesi, tutti i fotografi e tutte le ragazze dalla prima all'ultima. Grazie a voi.